precipitazioni. Sulla Liguria comunque continuerà a soffiare una vivace tramontana almeno fino a fine giornata. È tutto, per maggiori dettagli vi rimandiamo come sempre all'app di Trebi Meteo. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza e con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi così, per introdurre il Black Friday che abbiamo trascorso nello scorso fine settimana, che si è trasformato in una Black Week praticamente. Sì, infatti vedo che anche lei è black, non so se ha fatto acquisti o se è il clima economico. Total black. L'avvicinarsi al Natale e soprattutto al giorno in cui arriva il saldo della carta di credito mi rende così. Di un umore già black, la predispone negativamente. Un po' sì. Ma sì, correttamente come diceva, facciamo un po' il punto su come è andato questo anticipo di saldi, il Black Friday, che correttamente è diventato Black Weekend, Black Week, moda all'americana, ma lì è formalmente solo il venerdì. Qui da noi ognuno fa il Far West del commercio, quindi il clima, il meteo è stato inclemente su Genova e sulla Liguria, la situazione delle strade e delle autostrade peggio, e quindi già il commercio va a scontare questo tipo di problematiche. Quindi sentiamo un attimo come andate e quali sono dei problemi o delle opportunità che si collegano a queste iniziative. In settimana con Matteo Rovere, qui su Babboleo News, è intervenuta Manuela Carena, vicepresidente vicario di Federmoda e Ascom Confcommercio. La sentiamo. C'è questa deriva tutta tipica italiana, per cui il Black Friday, che in America si limita all'ultimo venerdì di novembre, qui in Italia è diventato il Black Weekend e la Black Week, e quindi insomma è molto deleterio. Io invito appunto davvero i colleghi insomma a limitare questa cosa, perché poi col tempo perde peso. Se lo sconto non è più davvero quell'eccezione di quell'unico giorno, a lunga non si sta in piedi. Diventa un po' come il campionato di calcio quando ci sono troppe partite, se manca l'attesa poi il desiderio. Correttamente, la questione è che da un lato è andata bene, questi giorni sono andati bene perché hanno fruttato introiti e comunque i commercianti devono pagare spese fisse, personale, eccetera. Certo. Nel contempo ovviamente fare dei saldi, perdere dei margini può far piacere a chi compra e non molto a chi vende, cioè è il cosiddetto gatto che si morde la coda, perché anticipando il Far West che dicevo prima, che da giornata, weekend, settimana non si capisce più niente, pregiudica ulteriormente. Tra l'altro in senso assoluto magari chi compra ci può essere, la questione diventa per le attività sul territorio, il commercio quindi, che se dei soldi vanno su internet bypassano i negozianti, quindi qualcheduno spende, magari non spende nei negozi, è questo che dovrebbe essere trovato come chiave di lettura, anche perché la vendita online da un lato non ha costi fissi di alcun tipo, non preserva il territorio con delle luci accese, che quindi è importante anche per mantenerlo vivo, è vero, e ahimè non paga le tasse. In questo senso paga pochissimo. Certo, Trump si è già scagliato con Macron rivendicando dazi se sarà applicata la web tax, ma anche in Italia noi puntiamo su questa possibilità di far pagare delle tasse a queste grandi aziende dell'online. Comunque vediamo un po', magari qualche cosa di positivo si arriva verso il Natale e vediamo adesso la cosa. Per il tuo Natale vieni a scoprire The Best of La Mia Liguria. Il 9 e il 10 dicembre ti aspettano i migliori prodotti dell'artigianato e del gusto e tanti laboratori. Il tutto in un magico clima natalizio. Info su lamialiguria.it. E andiamo allora a prendere qualche informazione sulla Mia Liguria per Bacco. Abbiamo voluto contribuire ad aprire e accendere una vetrina in questo periodo di vetrine sulle nostre eccellenze, sia del saper fare, che è una cosa che quest'anno stiamo spingendo molto, saper fare, antichi mestieri, nuovi mestieri, e addirittura anche sul saper gustare, apprezzare le nostre eccellenze del commercio, le nostre eccellenze di produzione artigianali di beni sia artigianali in senso stretto ma anche in senso agroalimentare, e troveremo delle meraviglie del nostro entroterra, della nostra costa. Ci saranno momenti di esperienza, impareremo a fare alcune cose, come si fa il panettone, come si fa la panera, come si possono gustare dei tesori della nostra enologia come i passiti o gli spumanti liguri. Quindi io invito tutti a fare un passo al Palazzo della Borsa il 9 e 10
di dicembre nel pomeriggio e troverete una vetrina su quello buono e il bello che la Liguria sa offrire. Andrea Benveduti, assessore al commercio e all'artigianato della Regione Liguria. Bella iniziativa. Sì, è una vetrina di prodotti di Liguria, l'importante che siano liguri certamente e a chilometri zero, perché il chilometro zero di questo periodo va anche di moda, ovvero soprattutto è una costrizione, voglio dire, meno chilometri fanno i prodotti meglio è, soprattutto in Liguria. Certo, decisamente sì. A proposito di chilometro zero, parliamo di clima. In questi giorni, cioè dal 2 al 13 dicembre a Madrid, la conferenza COP25 sui cambiamenti climatici. È arrivata Greta Thunberg in Portogallo e già c'è la prima cosa, doveva arrivare a Madrid, prende un'auto elettrica, le è stata messa a disposizione. Coerente. Certo, ovviamente neanche qui si può, perché c'è una manifestazione degli ambientalisti contro l'apertura di una miniera per l'estrarre il litio che servirà per le batterie. E quindi non va bene nemmeno così. In treno. Okay. Quindi anche il pro all'ambiente diventa un minus in questo periodo. Sentiamo invece Patrizia Greco, presidente di Enel, su questo argomento. Il messaggio è un messaggio importante per i ragazzi, per le nuove generazioni che mi sembra siano peraltro particolarmente attente ai temi dell'ambiente. Infatti siamo qui a presentare e a parlare di questo libro che appunto è la sostenibilità in 100 foto. Ovviamente parliamo soprattutto di sostenibilità ambientale, ma non solo di sostenibilità ambientale. Ci sono tante dichiarazioni, ci sono tante prese di posizione e di principio e in realtà poi le cose bisogna farle davvero. Adesso a Madrid si è aperta COP25, quella che avrebbe dovuto essere in Cile invece è stata spostata in Spagna, vedremo i risultati di COP25, comunque è tempo di fare e non è più tempo soltanto di parlare. Così la presidente di Enel, Patrizia Grieco. Sul fare, sul muoversi anche in finanziaria ci dice qualche cosa Bonelli dei Verdi. Il dibattito politico italiano è disarmante e drammatico, non affronta la grande questione dell'emergenza climatica, non affronta il dramma del dissesto idrogeologico delle nostre città che si allagano sotto l'alluvione e sotto la pioggia, non affronta il grande tema del consumo del suolo, non affronta il grande tema dell'emergenza dello smog, che è anche un'emergenza sanitaria, e il deficit di trasporto pubblico del nostro paese, una finanziaria che prevede 0 euro per il trasporto pubblico. Chi deve affrontare queste questioni? Basta con l'ipocrisia di questo governo che non affronta l'emergenza climatica e ambientale, ed ecco perché noi Verdi oggi abbiamo presentato una proposta di finanziaria climatica. Che poi rendere lo sviluppo compatibile con l'ecologia è sempre complicato, lo sappiamo. Certo, tra l'altro di bio, ambiente e protezione parleremo anche nella seconda parte con un tema quasi folcloristico. Sentiamo invece una cosa interessante, perché abbiamo Sonia Sandei, vicepresidente di Confindustria Genova con delega all'energia e alla rigenerazione urbana, per un'iniziativa, un convegno che ci sarà settimana prossima, in cui credo Genova possa andare decisamente fiera. Sono molto felice che il percorso che abbiamo iniziato come Confindustria Genova con la sigla e la firma del protocollo Liguria 2030 a giugno di quest'anno, in collaborazione con l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile del professor Giovannini, possa avere un primo momento di riflessione congiunta attraverso la Lectio Magistralis del professor Nigel Tapper, esperto in cambiamenti climatici e soprattutto premio Nobel nel 2007 insieme ad Al Gore, premio Nobel per la pace. Il professor Tapper si concentrerà su climate change legati soprattutto alle città. In sostanza il tema che verrà affrontato sarà relativo al ritorno delle città a uno sviluppo e a un ambiente più naturale, in modo tale da incrementare la resilienza delle città e da proteggerle nei confronti dei cambiamenti climatici, in modo da migliorare la qualità della vita. E via, un minuto per gli stati di crisi, professore. Sì, allora, partendo che avere un bel premio Nobel non è male e il tema è importante, andiamo molto rapidamente su una cosa. Ilva, perché ArcelorMittal si ritiene al tavolo, ma sentiamo qualche commento. Ma essendo un romanzo sociale, tu immagini sempre qualcosa di verosimile, infatti ho ambientato il romanzo fra 3 anni. Non potevo pensare che il punto di inizio del libro, cioè la crisi della multinazionale che restituisce la gestione del siderurgico di Taranto allo Stato,
dopo questa crisi che immagino nel 2022 sarebbe accaduta 10 giorni dopo l'uscita del libro. Questa è la fantasia che supera la realtà. Angelo Mellone, che è un autore, scrive un libro che poi diventa ha ipotizzato realtà. un qualche cosa che è diventato realtà quando il libro è uscito. Invece i sindacati dicono qualche cosa che è importante. La nazionalizzazione è una follia, è un modo per far pagare agli italiani le irresponsabilità della gestione politica e della gestione privata di quello stabilimento. Bisogna fare in modo che chi ha preso in affitto e ha fatto le opzioni per rilevare lo stabilimento stia dentro il piano industriale e ambientale che abbiamo firmato il 6 settembre. E questo era Bentivogli, giusto? Certo, sì. Ovviamente nazionalizzazione e IRI sono opzioni assurde, non conciliabili con la realtà. Mario Secchi, direttore dell'AGI. La vicenda Ilva dalla stampa è raccontata con, poco senso di pragmatismo. La fabbrica deve tenere aperta, bisogna guardare il mercato, bisogna rimettere lo scudo e probabilmente sarà una fabbrica, uno stabilimento più piccolo ma elastico, pronto ad espandersi se la domanda nel mercato dell'acciaio riprende e il prezzo risale. In questo momento il mercato dell'acciaio è in crisi, è un dato oggettivo. Però se mettiamo il fatto che è stata cambiata di fatto la condizione base, cioè lo scudo penale, si capisce benissimo che senza quello non riparte il negoziato con Mittal. Io penso che Mittal debba restare in Italia, debba onorare il suo impegno. Naturalmente onorare l'impegno non significa che lo debba fare contro la logica del capitale e dell'utile. Se non c'è utile poi non c'è più neanche la fabbrica. In state di crisi parliamo dell'Ilva ma anche di Alitalia e di TAV tra pochissimo qui nell'ambito della nostra discussione su economia, società e finanza su Babbo Leo News. Non ci sono più le mezze stagioni, ma c'è il clima ideale dei fratelli da Bove. Dal 1959 riscaldamento e climatizzazione delle migliori marche come Junkers Bosch. Servizio dal progetto all'assistenza. Fratelli da Bove, via Passaggi 2, Genova, 800 092 077. Natale sotto costo all'Ipercoop per tutti i clienti. Dal 2 all'11 dicembre tanti prodotti sotto costo, come il panettone classico Balocco 750 grammi con lo sconto del 50% a €1,69. 17.000 pezzi disponibili in totale. Promozione valida in tutti gli ipermercati di Coop Liguria. La mia porta è forte, bella, l'ho comprata da Podella. Se la porta vuoi più bella da Podella devi andare. Vieni a vedere come realizziamo la tua porta blindata nella fabbrica di via Borzoli 96. Di tutte le misure, per ogni gusto e a prezzi imbattibili. Showroom in via Montecchi, angolo via Siffredi a Genova Sestri Ponente. Podellaporte.it. La tua sicurezza a prezzi di fabbrica. Andale, andale! Il cibo mette allegria, da Mamasita alla Marina di Varazze. Specialità spagnole, messicane, argentine. Aperti tutte le sere e dal lunedì al giovedì. Mangi quel che vuoi, quanto vuoi, servito al tavolo a soli €19. Info allo 019 206 0028. Mamasitavarazze.it. Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Tensione tra i lavoratori ex Ilva dopo che ArcelorMittal ha svelato il suo piano al Ministero dello Sviluppo Economico. 2.891 esuberi subito per arrivare a 4.700 posti di lavoro in meno nel 2023. Il piano è stato respinto dai sindacati che lo hanno giudicato irricevibile e hanno organizzato uno sciopero negli stabilimenti il prossimo 10 dicembre. Grande delusione è stata esternata anche dal ministro allo sviluppo economico Stefano Patuanelli. Lutto nel mondo forense genovese, morto a 62 anni dopo una lunga malattia l'avvocato Carlo Biondi, figlio di Alfredo, già ministro delle politiche comunitarie e della giustizia. Carlo Biondi nella sua carriera professionale aveva difeso tra gli altri l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro nelle indagini per i depistaggi alla scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001. Nel fine settimana il comune di Genova sospenderà la gratuità dei mezzi di trasporto pubblico in città, introdotta dopo il crollo del viadotto A6 e la parziale chiusura della A26. Lo ha confermato il sindaco Marco Bucci. L'esperimento ha portato molti dati positivi, ha spiegato il primo cittadino. Non è un esperimento gratis perché viene in qualche modo pagato dai cittadini attraverso le tasse dirette e indirette, però è importante poter usufruire del mezzo pubblico senza dover fare il biglietto non appena c'è la necessità, contribuendo così a migliorare il traffico.
Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Poco fa a parlare della crisi Ilva, chiudiamo il capitolo. Sì, crisi Ilva, ArcelorMittal si è riseduta al tavolo, ma sostanzialmente chiede 4.700 licenziamenti nel giro di un anno, un paio d'anni, quindi una parte subito nel 2020 e poi a seguire. C'è come consulente per il nostro governo Francesco Caio, manager d'esperienza, potrebbe diventare il commissario straordinario qualora si proseguisse in queste direzioni. Ovviamente affidata a lui per le capacità che ha, potrebbe anche essere che lo Stato italiano porti avanti il progetto. Indubbiamente le potenzialità per l'azienda ci sono, le capacità pure. Non è detto che i posti siano quelli lì, magari non ci saranno 4.500-5.000 licenziamenti, ma un surplus di personale c'è in ogni caso. A proposito di crisi non crisi, passiamo al mondo bancario finanziario. Banca Carige, l'aumento può partire, l'aumento di capitale, quindi questa è una notizia positiva. Bisognerà vedere il flottante che ci sarà per la possibilità di riammettere in quotazione in borsa le azioni, e questo sarebbe utile per tutti i piccoli azionisti, soprattutto che hanno in mano pacchetti di azioni che oramai valgono poco e niente. Vediamo un po' come andranno le cose, dipenderà probabilmente sempre dalla famiglia Malacalza, le scelte che farà. Unicredit invece ha annunciato un piano molto forte di tagli o di redditività, a seconda dell'ottica. Se sei un investitore vedi la redditività, viene prospettato la distribuzione veramente nei prossimi anni di tanti soldi tra dividendi, buyback, riacquisto di azioni, cose di questo tipo. Si parla di 8.000 passa licenziamenti, con la quota praticamente dei 2/3 sul mercato italiano, con la chiusura di 450 filiali sulle 500 dell'intero progetto. La banca vuole essere competitiva e vuole alleggerirsi per poter correre più veloce, anche perché gli investimenti saranno fatti soprattutto sulle tecnologie e sulle infrastrutture, perché la banca del futuro probabilmente avrà molto meno bisogno di personale. Al sud la Popolare di Bari invece avrà ulteriori problemi, probabilmente verrà trovata una soluzione tipo quella che è stata fatta per Banca Carige. Vedremo un attimo come si va. Invece abbiamo Alitalia. Qui abbiamo un commento del nostro ministro De Micheli. Stiamo ipotizzando una soluzione per i prossimi mesi che ci consenta di rendere Alitalia più competitiva, e ne discuteremo questa sera in Consiglio dei Ministri sulla base della proposta che il ministro Patuanelli ci ha inviato, e quindi fra qualche ora avremo dei punti chiari da poter comunicare. No, ma si tratta, ma la questione qui è ancora più semplice. Nessuno la vuole più. Atlantia, Benetton si sono sfilati, idem FS, ma l'eccesso di personale c'è anche qui, quindi c'è poco da ragionare. Volendo potremmo dire 5.000 licenziati da una parte, 5.000 dall'altra, anche qui altri 5.000, abbiamo fatto il trittico, e quindi è chiaro. Peccato, perché poi in caso di prestito ponte si poteva affidare la manutenzione di questo ponte prestito a Spea e chiudevamo il cerchio appunto rispetto alla cordata Benetton. È quasi macabro, ecco. L'ultimo intervento della De Micheli è sulla TAV. Come vi è noto, noi stiamo andando avanti, stiamo rispettando i tempi, la decisione è stata presa dal precedente governo e coerentemente con la decisione noi stiamo andando avanti anche su quel fronte. Ovviamente abbiamo aperto molti fronti sul tema ferroviario, non vi sfuggirà che questa è una assoluta nostra priorità, come dimostrano peraltro anche gli emendamenti che stiamo approvando nel decreto fiscale e nella legge di bilancio. Il ferro è e rimane una priorità, in coerenza anche con le politiche dell'Europa. In generale i trasporti sono una priorità, soprattutto per noi liguri, lo stiamo sperimentando. Decisamente sì, siamo bloccati, ma si blocca non solo Genova e la Liguria, ma tutto il centro-nord. E questo fa paura, ma non tanto quanto... Non era un bravo nuotatore. Un'altra cosa. I sorveglianti non sono stati attenti.
Questo è un trailer che mette ansia di un vecchio film. Potrebbe essere il lancio della nuova finanziaria, quindi. No, allora, questo è il trailer di venerdì 13, il famigerato Jason, che nel camping fa fuori di tutto e di più. Bell'horror datato, allora, insomma. sì, è un capostipite, tra l'altro ha sviluppato tra merchandising, film, sequel, prequel, tutto un filone veramente importante di denaro. E perché lo abbiamo utilizzato? Non tanto per dire che venerdì 13 è settimana prossima e quindi ci sarà la maratona televisiva, ma perché parliamo del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Quindi un tema importante, sentiamo gli interventi di Visco che chiarisce la parte, chiamiamola, più tecnica. Ora, in caso di richiesta di assistenza, la riforma prevede che l'amministratore delegato dell'ISM valuti, in collaborazione con la Commissione europea, di concerto con la BCE, la sostenibilità del debito pubblico e, a maggior tutela dei Paesi membri nella loro veste di finanziatori dell'ISM, la capacità del Paese di ripagare il prestito concesso. Nel caso di impossibilità di raggiungere un accordo su tali valutazioni, la Commissione avrà l'ultima parola sulla sostenibilità del debito. E questo è come è lo stato disegnato attuale. Sì, tra l'altro MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, ESM è l'acronimo in inglese. La riforma, adesso invece, rende più espliciti alcuni principi per la concessione di finanziamenti. Il Trattato in vigore già prevede, ai fini della concessione di qualunque forma di assistenza, la preventiva valutazione di sostenibilità del debito. La riforma ribadisce questa previsione e vi affianca il criterio della capacità di ripagare il prestito da parte del Paese richiedente. Al tempo stesso, la riforma chiarisce che queste verifiche preliminari non hanno alcun carattere di automaticità. È una questione un po' tecnica, no? Però è una delle tante cose buttate lì sul piatto da chi ha voluto fare confusione, o chi magari, soltanto per spiegare, ha fatto confusione, e questa cosa del debito pubblico non finanziabile, non rifinanziabile, che potrebbe farci cascare in una sorta di stato fallimentare. Sì, posso dire che tecnicamente le cose sono state spiegate da Visco molto bene, meglio. E che lei ha aggiunto la spiegazione, cioè buttiamola in fake news o in bagarre, che è utile. E vediamo due cose quasi da sorridere con gli interventi successivi. Oggi ho letto dei giornali, addirittura qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché intendesse suocero o viceversa. Vabbè. E addirittura si è descritta una contrapposizione tra me e Luigi Di Maio, una carenza addirittura informativa. Perché? Ha detto 3 o 4 addirittura, appunto, addirittura. Quindi sentiamo Bersani. Una crisi di governo su un tema europeo, grave chiamare il 118, perché uno può scegliere di fare una crisi, che ne so, su qualsiasi altra cosa, ma andarsi a cercare il freno nel letto, come si dice, esposti come siamo. Il re della metafora, Bersani, ci fa sempre... È sempre carino ed efficace, comunque un po' il nostro Peppone Don Camillo, con questa veracità, e rende l'idea. Invece la Emma Bonino fa un passaggio più serio, da cui forse impariamo più che da qualunque altro passaggio. Manco stessimo parlando di una cosa segretissima che nessuno sapeva, che nessuno aveva mai visto, e che i solerti 007 dei vari partiti hanno finalmente scoperto per fare trasparenza. Ma dove eravate? Scusa Salvini, ma scusa anche gli altri, ma dove eravate durante tutti questi vertici, discussioni? Io capisco che il meccanismo, per chi non è, diciamo, della materia, può sembrare complesso, ma arrivare alla banalizzazione di togliere ai poveri per dare ai ricchi, quasi un novello Robin Hood al rovescio, non è un'opera, come dire, di trasparenza, sono pure bufale. Così come sono pure bufale che questo sia un meccanismo automatico. No signori, i tagli prima, gli italiani prima, è il Paese che fa la richiesta di attivare questo meccanismo. Oltre che aprire la bocca, attivassimo anche il cervello. Come diceva Victor Hugo, molte bocche parlano,
pochi cervelli pensano. Siamo un popolo di analfabeti funzionali, questo è un dato di fatto. Credo che abbia evidenziato tutti i punti che da economista potrei sostenere. Partiamo adesso invece verso la fine con il nostro sempre più in alto. Concludendo, il ciclo non è un lusso, dunque è giusto abbassare l'IVA dal 22% al 10%. Ce lo chiedono centinaia di migliaia di donne e di ragazze del nostro paese. È vero, è un'occasione da parte dello Stato sia per andare incontro alle famiglie monoreddito, sia per essere ulteriormente sensibile verso il mondo femminile. D'altronde questa è una realtà in molti paesi, Francia, Inghilterra, Belgio, addirittura il canone dell'Irlanda prevede l'esenzione. Concludendo, sempre più in alto. Davvero lei mi vuol portare a parlare degli assorbenti in uno spazio in cui parliamo d'economia? Riguarda la finanziaria, riguarda la borsa della spesa di tanti italiani, intendendo le donne in questo caso, certo. Però per me è italiani, ma la parte triste è invece il registrato successivo che è di maggio 2019. Sentiamo questo. Discussione televisiva. C'è stata molto, diciamo così, polemica perché non avete abolito l'IVA alta al 22% sugli assorbenti per le donne, no? Cosa che viene considerata un bene di lusso che francamente fa ridere. I motivi sono due. Uno, appunto, non c'era in quel momento la copertura per farlo, la copertura in quel provvedimento non era prevista, non si fa in un emendamento così, copertura finanziaria intendo. E questo da un lato. Dall'altro, ovviamente non si può nemmeno fare autocura a tutti. Non si può in quel momento fatto così. Un emendamento un giorno. Attenzione. Poi va detto che noi siamo anche per l'ambiente, lo sapete bene, e non vogliamo andare su quegli usegetti. Ci sono quelli lì, c'è la coppetta per quanto riguarda. Sì, ci sono assolutamente c'è la coppetta. Ci avvitiamo qua, professore. Il 22% l'IVA su un prodotto di consumo che non è un bene di lusso, partiamo da quello. Esattamente, ma siccome ci sono anche delle possibilità non inquinanti, c'è appunto la coppetta, come c'è il pannolino lavabile per i bambini. No, vabbè, che ci fate tornare? E siamo quasi nel 2020. Infatti la giornalista qui è stupefatta. Se era un uomo non so se reagiva così, ma credo che abbia avuto lo sdegno effettivo. Nella finanziaria si ipotizza quindi la diminuzione dell'IVA per gli assorbenti al 5%, però solo per quelli bio. Adesso vedremo l'evoluzione, perché fino al 31/12 ne avremo da parlare, però sono delle scene un po' tristi, ecco. Economia, società e finanza su Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria ogni settimana con me, Fabrizio Lenza, col professor Marco Cassini. A cui do appuntamento settimana prossima. Grazie, a presto. Lucio Dalla, per la prima volta in edicola la discografia completa in vinile. La prima uscita come Profondo il mare, con TV, sorrisi e canzoni e la Gazzetta dello Sport, a soli 9,99 € in più. Noi compriamo auto.it, la vendita auto più facile d'Italia. Valuta online gratis, fissa un appuntamento vicino a te, vendi al miglior prezzo, veloce, facile e senza stress. Oltre 60 filiali, anche vicino a te. Fissa un appuntamento ora su www.noicompriamoauto.it. Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Una buona giornata da Matteo Agnoletto e dalla redazione di Babbo Leo News. Cosa succede in Liguria?